buongiorno. In questo momento siamo in due in doppio e ci stiamo dirigendo su al Monte Valdo per farci un giretto tranquillo per Ferragosto. Infatti oggi è il 14 di agosto e si vede, direi, da quanta gente c'è in giro. Prima, per venire qua tra Desenzano e Peschiera c'era un bordello, perché ci sono tutti quelli che vanno a Gardaland e simili. Tanto qua incominciano le prime curve del Baldo. La facciamo non troppo spinta perché è una strada che comunque non ho mai fatto, e poi appunto siamo tutti e due in doppio, perciò non esageriamo con gli angoli di piega. Sono un paio di persone qua davanti con le moto turistiche che vanno abbastanza a rilento, probabilmente per via della macchina che stanno davanti, che adesso la superano, vediamo se vanno un po', e c'è un'altra ancora. C'è un pochino di macchine da andare su purtroppo sulla parte questa che è un po' più bella a livello di strada, perché dopo andare più su verso la cima si restringe parecchio. Tanto qua stiamo già cominciando ad essere belli alti, si vede il Garda in lontananza. Veramente peccato per le macchine perché è bella quella parte di strada qua. Ok, siamo riusciti a superare un po' di macchine. C'è anche pieno di ciclisti tra l'altro su quel passo qua. Ho il suo scarico che mi sta sturando un orecchio, anche per la pressione, perché stiamo andando in alto. Siamo a Spiazzi, qua c'è il bar, quello buono, eccolo qui, ed è questo qua. Quindi probabilmente dopo magari ci fermiamo nel pomeriggio nel ritorno. Il cane libero proprio qui non è. No, fermarsi così in salita non credo. Spero. Magari no, dai. E qua diciamo che non è il top della strada, comincia già a restringere, in più con due macchine davanti, tre, che sono un po' insuperabili. C'è una marea di gente che va su a piedi anche qua. Oh cazzo, furgone in senso opposto. Merda. C'è il furgone in senso opposto. Lo sto già facendo. Qua siamo ai livelli del Gavia, è tutto un po' strettino.
aspettavo meno traffico sinceramente, qui almeno. Ma fidati. Beh dai, c'è un po' di casino ma almeno il posto è bello. Dai, almeno c'è un po' più di freschino qua, nonostante non siamo ancora in alto. Cioè penso che saremmo sui 1000 metri adesso forse. Dovremmo salire ancora di un po'. Infatti già la moto mi segna 26 gradi. Sarà più o meno verosimile. Oh che bello il bosco. Gente a piedi sulla strada. Almeno ci hanno levati dalle balle le macchine, dai. Per il momento. Sente puzza, cioè sente l'odore di vacche. Un cimitero. Spero che in questo momento stiate vedendo qualcosa, siccome siamo in zona in ombra dentro al bosco. Infatti ho messo il filtro in edicola un po' più leggero, in modo che si possa vedere qualcosa, almeno spero. Tra un po' non ci sento più. Tornantino piccolissimo. Altro tornantino. Cominciano ad essere già belli alti. Cioè penso che saremmo quasi arrivati. Adesso il navigatore c'era lui, io ero impostato su uno chalet che c'è qua e non è esattamente la cima del passo, perché in cima a cima non c'è niente, sono solo campi, ma è un pelo prima, dove dovrebbe esserci un parcheggione in modo da poterci fermare a mangiare. Anche se vabbè sono solo le 11, però ci fermiamo un po' lì comunque. Oh, non ho ancora visto una vacca. Sa che ho ucciso una farfalla con la mia fronte, perché ho sentito un ciak e ho visto una sagoma arancione che appunto sembrava una farfalla. Le vacche. Ci sono i tuoi simili. Sono i tuoi simili. Ci sono i tuoi simili. Ci sono i tuoi simili. Perché siamo in alta montagna. Non lo so se si fanno avvicinare, Cioè magari ti scambiano appunto per una di loro, però poi non so. Che bel fresco che fa qua su. Tornanti con la sportiva penso possano essere la roba peggiore che ci sia da fare. Siamo bello in alto, sì, Che tocchi di rosa che sono in giro. Altre vacche. Saluta le vacche, saluta le vacche. E mi sa che siamo arrivati. In teoria questo qua dove c'è il parcheggio, c'è lo spiazzo. Infatti adesso andremo a parcheggiare qua su e poi decideremo cosa fare. Ok, siamo stati su un paio d'ore, abbiamo fatto una pausa pranzo leggera
spendere un rene in un barrettino che c'era qua sopra. Adesso si fa la discesa, che sarà un po' più critica, diciamo, della salita. Faccio il tornante. Bello largo. Fa un altro tornante. Dove minchia è? Ah, è là. Comodi voi con le turistiche a venire qua su. Poi dove minchia è la strada? Ah, ok, scende solo. Comunque è pieno di tedeschi anche qua, nonostante non siamo ancora in Trentino. Cioè siamo vicini, però siamo in zona Garda, perciò pieno di tedeschi tutto l'anno qua. Infatti su al bar c'erano praticamente quasi tutte tavolate di tedeschi, penso che eravamo gli unici italiani. Adesso mi viene fuori un Bambi da quegli alberi qua magari. Farebbe molto ridere, ma neanche troppo, perché prendere un cerbiatto in faccia in moto non penso sia uno degli obiettivi della giornata. Belline queste due curve. Molto carina. Sulla macchina nella parte un po' più strettina. Temerari questi con le vespe ad andare su, madonna. Spiazzi. Adesso ci fermeremo qua nel paese a mettere il navigatore, siccome su non prendeva. Fermiamo in uno spiazzo. Sono un simpaticone, lo so. Adesso arriviamo al bar, quello là, e ci fermiamo per mettere il navigatore. Sì. Prova a vedere se ti prende qua. Navigatore messo. Adesso superiamo quel camioncino qua e ci pennelliamo con le ultime curve che ci sono. Un po'. Tagliato fuori il furgoncino. Facciamo bene queste due curvette che rimangono, almeno queste qua sono un pochino più larghe.
Tocca di terza, dai, sì. Ecco un'altra macchina. Un bel curvone. Si erano fermati ad aspettarci giustamente perché abbiamo rallentato un po' prima. Guardate come vibrano le pedane sopra i 7000, è una roba assurda. E qua comincia ad esserci di nuovo traffico e in più comincia a fare anche caldo. Oh porca troia. Il camioncino. Cavallo. Un bel curvone. Belli colli qua intorno del Garda. Abbiamo fatto tappa benzina, siccome c'era la volevamo provare, abbiamo messo la 180 gentilmente offerta da lui, perché ha messo 20 euro ma noi ci stavano tutti, perciò abbiamo fatto 10 io, 10 lui. E vediamo se si sente la differenza di questa miracolata 180 di cui tutti parlano bene. Un giorno però voglio fare un video a riguardo, essendo un test con un pieno di 180, perché adesso è mischiata, perciò, perché io avevo ancora un quarto di benzina normale, adesso l'ho riempita con la 180, però comunque secondo me non ha la stessa resa da miscelata. Adesso ormai purtroppo abbiamo lasciato alle spalle il Monte Valdo con il suo bellissimo fresco. Infatti adesso sono le 2 del pomeriggio, siamo su a Peschiera praticamente e stiamo morendo di caldo. La moto mi segna 34 gradi, ma secondo me ce ne sono anche di più. Allora, diciamo che è successa una cosa non troppo piacevole, purtroppo non l'ho ripresa, appunto perché eravamo qua già nei dintorni di casa, ma ve la racconterò in breve. Poche parole, noi eravamo in 4, in 2 moto, l'altro mio amico era davanti perché lui aveva il navigatore per tornare verso casa, e una certa dentro al paese aveva davanti un furgone di un corriere che gli ha letteralmente tagliato la strada davanti, cercando di fare un'inversione a U, inchiodando in mezzo alla strada, e ovviamente giustamente il mio amico in moto è andato fuori dritto. Fortunatamente non ha colpito il furgone, e questo dal corriere non si sa perché, cioè
e questo del Corriere ovviamente è giustamente stato insultato a gesti da lui, perché comunque rischiava di farlo fuori se gli entrava dentro al furgone. Questo si è incazzato e con il furgone ci ha inseguito fino a casa per venire sotto il cancello di casa a urlargli addosso, per poi esattamente non concludere un bel niente e infine andarsene. Però veramente è stato letteralmente un pazzo, perché non ha avuto il minimo senso venire sotto casa. Però vabbè, siccome praticamente le curve da qua sono finite, il test con la 180 lo faremo appunto, come ho detto, in un video dedicato a quello. Tanto mi godo un piccolo assaggio di come può essere. Perciò niente, io direi che per questo video può anche essere tutto. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciare un like se il video vi è piaciuto, condividete per far aumentare il canale e niente, vi saluto, noi ci vediamo il sabato prossimo alle ore 14 con un nuovo video.